Buon pomeriggio a tutte e a tutti, buon martedì grasso per il Carnevale di Trieste, Tele4 in diretta per seguire con voi la 32esima edizione del corso mascherato, quindi in diretta per seguire tutta la battaglia tra i 7 rioni partecipanti. Quest'oggi ci sono i rioni in gara, ma ci sono anche tante maschere e gruppi mascherati in questo nuovo corso del Carnevale triestino. Avremo i nostri collegamenti dalla città, dal percorso proprio di tutto il corteo. Abbiamo già pronto il nostro Marco Stabile, perfettamente mascherato, che si trova, credo, proprio in via Imbriani, che è proprio una delle vie cruciali da cui si può seguire meglio il corteo mascherato. Allora, buongiorno Marco. Allora, ti vedo in postazione lungo la via Imbriani, credo, no? Se non vedo male. Sì, giustissimo Laura, buongiorno alle telespettatrici e telespettatori di Tele4. Come promesso, collegamento da via Imbriani in diretta con i nostri Alessandro Carelli e naturalmente Enzo Iannacone, le due inquadrature di Tele4 in via Imbriani per garantire la diretta della 32esima edizione del corso mascherato di Trieste. Un corso mascherato che ha come sempre come protagonisti 7 rioni della città che hanno dato vita alle sfilate nei vari quartieri della città, con le scuole, con insomma tutti i partecipanti locali, e poi creano i loro carri e le loro coreografie per dare vita a quello che insomma per anni si è chiamato appunto il Palio dei Rioni. Partenza alle ore 14 da piazza Oberdan. Noi, come abbiamo fatto in passato, abbiamo deciso di appostarci qui in via Imbriani, proprio nel cuore della sfilata. Come da tradizione ci sono i rioni di Barriera Vecchia, Valmaura, San Giacomo, Cittavecchia, San Giusto, Borgo San Sergio, Servola e Roiano in sfilata. Percorso sempre quello tradizionale, quindi partenza da piazza Oberdan, via Carducci, via Reti, via Imbriani, Corso Italia, piazza della Borsa, Capo di Piazza e piazza dell'Unità d'Italia. Qui vedete pian pianino si sta riempiendo di maschere la via Imbriani, ma Laura, se sei d'accordo, per entrare in atmosfera andiamo a vedere quello che è successo durante la settimana nel corso dei vari eventi che abbiamo seguito, no Laura? Uno dei più classici rioni del Carnevale, uno dei tradizionali, è proprio quello di Servola, no? Dove c'è stato il classico corso delle serve. Allora andiamo a vedere il corso delle serve, quello che è successo appunto in settimana, all'inizio proprio del Carnevale triestino. Da Molighe il fil che svoli a ieri in campagna col primo amore, versi di motivetti che rimandano alla triestinità storica mutuati dalla tradizione delle marcette austriache, ma più che l'intonazione in questo caso è lo spirito che conta nell'evento d'apertura del Carnevale giuliano, il corso delle serve. Il richiamo è alla consuetudine delle balie che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento portavano a spasso i figli dei signorotti, un'immagine d'altri tempi che in questo caso si trasforma in una sfilza di gag tra esilaranti carrozzine, prorompenti matrone pronte ad occuparsi del pupo e figure più o meno coerenti ma certamente ben alimentate a suon di spritz e vin brûlé. Il tutto accompagnato dalla tradizionale banda refolo che, in attesa della bora che spazzerà le nubi e la pioggia nel weekend, ha colorato con le proprie note la carovana in partenza dal Ricreatorio Gentilli, e tra i classici non può mancare lo swing del maestro Lelio Luttazzi con il Can de Trieste. Solo davanti a un fiasco di vino, quel piange un campane triste. Davanti a un fiasco di vino, quel piange un campane triste. Che un giorno sentirò la mia campana molto, ma chi se ne guardò, che infatti pur d'indoor se morirò con te. Quel
caso non ha fermato assolutamente il corso delle serve che di solito apre proprio il carnevale. Oggi invece è una giornata ideale proprio, no, per fare una parata, un corteo mascherato, quindi il tradizionale palio di Trieste. Intanto Marco, volevo però farti i complimenti per il bellissimo costume, per l'eleganza del costume, insomma, che hai scelto per questa diretta, davvero raffinato. Grazie Laura, come direbbe Bosazzi, un Casanova obeso, direbbe lui, purtroppo insomma, questa me la sono detta da solo. Allora, carnevale, come detto, abbiamo visto quello che è successo. Sì, la battuta me la sono fatta da solo quest'oggi. Allora, come vedete, non è ancora chiuso il traffico, ma manca poco, perché alle 2 ovviamente c'è la partenza in piazza Oberda. Noi seguiremo via via i 7 rioni qui da via Imbriani. Laura, c'è un altro servizio molto interessante da vedere, perché l'anima del Carnevale triestino sono le scuole, i ricreatori, e il nostro Bernardo Gulotta è stato alla partenza della sfilata da rioni di Borgo San Sergio, che sarà anche in questa sfilata con il proprio carro, con le proprie coreografie, con le proprie maschere. Io direi andare a vedere quello che è successo a Borgo San Sergio, Laura, che insomma uno dei rioni che da sempre dà un contributo fondamentale al Carnevale triestino. Dà grandi soddisfazioni dal punto di vista proprio delle maschere e della creatività, è vero. Allora vediamo il servizio di Bernardo. Un tripudio di maschere e colori, musica e sorrisi. Borgo San Sergio ringrazia il meteo e vede sfilare tra le vie del rione i bimbi delle scuole, gli insegnanti, mamma e papà e nonni, accompagnati da trombe e tamburi sotto cascate di coriandoli. Partendo dal colorato campo di basket, la sfilata ha percorso via Curiel, via Gigante, per poi scendere per via Mauvaz e via Forti. Punto di arrivo al campetto della chiesa, dove è stato tutto allestito per la festa finale. Nel serpentone in cammino si sono mescolate le carte, scodinzolavano i dalmati, ondeggiavano i palloncini e piovevano coriandoli, tutto a ritmo di musica. Questo era il Carnevale dei ragazzi, dei bambini, delle scuole di Borgo San Sergio, una delle tante iniziative pensate proprio all'interno del Carnevale di Trieste. Intanto siamo in diretta con le immagini, vediamo le prime mascherine affollare un pochino le vie del centro, le vie che sono interessate proprio dal grande corso mascherato, dove si trova adesso anche il nostro Marco Stabile insieme a, lo ricordavi prima, Alessandro Carelli e Enzo Iannacone, le due troupe per dare le diverse prospettive, no, sulle maschere e sulla creatività proprio dei triestini, dei rioni triestini. Ci sono naturalmente anche tante persone non in maschera, però quello che l'auspicio di tutti di solito è proprio che ci siano tante maschere, non soltanto i bambini. Vedremo come andrà quest'anno, vero Marco? Certo, come sempre colorata qui via Imbriani, vedete si stanno accalcando gli amici in maschera, gli accompagnatori. In questo momento la polizia locale sta chiudendo le strade e pian pianino, diciamo, le tribune naturali che si vanno a formare sui marciapiedi della città lungo il percorso si vanno a riempire, un po' come è stato anche l'anno scorso, Laura, quando ci siamo divertiti scherzosamente a mettere il carnevale in poesia in dialetto triestino, andando a prendere spunto da quello che succedeva durante il corteo mascherato. Allora, andiamo a vedere anche questo contributo che ci aiuta sempre più ad entrare nel clima, il
Palio dei Rioni 2025 che abbiamo voluto, diciamo, declinare un po' in maniera diversa dal solito. Un saluto anche a Guido Indri in regia, che è vestito da nonno, un po' come sempre ultimamente. Allora, vediamo il servizio dell'anno scorso in poesia e poi ci facciamo promettere da Marco Stabile che lo farà anche quest'anno, ci farà anche la poesia per il Palio Targato 2026. Vediamo. È una cosa bellissima, zone rosse per te ho portato stasera e quant'altro, signori. Zone rosse, è bellissimo veramente, tutto chiuso. Giorgio, Vittorio, Giulio. La cronaca triestina per Carneval diventa come nitroglicerina ed ecco che al Palio dei Rioni sindaco e assessori vien sciolti de mezzo con tutti i colori. La zona rossa per i malignazzi diventa tema de sparlazzi. Guardate, sentite qua, via Torino, zona rossa, le rive, zona rossa. E poi in corteo uno dopo l'altro tutti i fiori, i putei che zoga a ballon e poi intone i cori, re Carneval con le ciave e un poco de aquiloni in testa, se tutti in fila come Heidi a cantar la canzone de festa. Pose la banda, quella vecchia Trieste, che ai triestini fa scassare le teste. Sorrisi e battute esplosive, par popcorn calienti, come le tipe de pan che sforna il sfilatin bolente. Si balla come matti da San Giacomo a Barriera Vecchia fin a Scala Santa, l'Uomo Ragnole, 80 Girls e Tigro, manca solo che la gallina canta. Winnie the Pooh tien conto tutti i bambini, ma occhio a quei che finissi la sfilata duri come scalini. Nel gioco vuoi sempre qualcosa di più, tutto solo anche tu. Ed eccoli finalmente il tram di Opicina e l'acquario in allestimento, le incompiute che su Tele4 sei temi del momento. Del resto al genio triestin non che può mancare il morbin, le mulone della zumba, l'esempio calzante, le se scassa e mica un cicin. Adesso però muli, basta far casin, via ballonzini, costumi, coriandoli e anche quel spirito sbisighin e il piccio in carrozza gade fare un riposin. Ecco, questa era l'edizione 2025, no, del corteo mascherato e vedo già una bella folla dietro di te, Marco. Sì, le tribune di via Imbriani si stanno riempendo e alle nostre spalle sta per arrivare il corso mascherato, la testa del corso mascherato che naturalmente ha iniziato il proprio percorso in piazza Oberdan. Abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso ed ora vedremo le sorprese che ci si riserverà alla sfilata quest'oggi. C'è davvero tanta gente, vedete davanti a tutti la polizia locale per far capire, no, a tutti che bisogna, tra virgolette, togliersi di mezzo perché arrivano le maschere e il primo rione ad arrivare sarà quello di Barriera Vecchia con tema Legolandia, quindi chiaro riferimento ai celebri mattoncini. Arriva a Barriera Vecchia con Legolandia, un mondo fatto di costruzioni, colori e fantasia, simbolo di collaborazione e crescita condivisa, così hanno scritto gli autori del tema di Barriera Vecchia. Il rione propone una sfilata che celebra la creatività, il costruire assieme pezzo dopo pezzo, proprio come un grande gioco collettivo, un progetto che unisce generazioni e che apre il carnevale con entusiasmo e spirito di squadra. Questo è il primo tema che vedremo arrivare dopo le moto della polizia locale di Trieste in testa al 32esimo corso mascherato di Trieste che sta per partire. Come diceva giustamente Laura, ci sono i rioni, ci sono però anche i premi per la maschera singola, per le coppie, per il gruppo, per il più piccolo, per il più anziano, insomma ce n'è di tutto un po'. Gli amici della polizia locale sono pronti, io vado a vedere se tutto è a posto, se si può partire. Eccoli qua. Eccoli che partono. Ecco dunque le moto li della vediamo polizia locale che aprono il 32esimo corso mascherato di Trieste e via Imbriani si colora di festa, in testa a tutti c'è una panda con i panda che quindi si veste in maschera anche la vettura in questo caso, mentre sullo sfondo ci sono
i tanti amici che hanno voluto scendere in città, e mi sa che là dietro c'è pure un altro amico di Tele4, chissà che non tenti un abbordaggio a breve, preallerto Alessandro, perché lì dietro mi sa che c'è un mio amico che ha aperto anche il carnevale di Muggia con la sua splendida auto decapottabile. Quindi Vigili del Fuoco, Carabinieri e poi naturalmente sarà la volta delle maschere. Per sicurezza ovviamente ci sono tutte le forze dell'ordine del caso, mentre ci si aspetta come sempre una grande festa. E fra l'altro saranno accompagnati i primi mascherati, saranno accompagnati dalla Vecchia Trieste, no? Dalla banda ufficiale proprio del Carnevale di Trieste. Forse la intravediamo anche nelle prime immagini dall'alto, dalla postazione dall'alto. È bella bello questo dialogo tra le due troupe, tra le due telecamere, per vedere proprio da diverse prospettive l'arrivo di tutta la banda, la banda musicale, ma anche la banda delle maschere in arrivo. E davvero c'è tantissima gente adesso, proprio sono arrivati tantissimi per seguire 2 ali di folla, per seguire il corteo mascherato. Stiamo vedendo proprio in questo momento l'ingresso, quindi ci dicevi Marco, il primo gruppo è quello del primo rione, insomma quello di Barriera Vecchia, questa la decisione di far partire proprio con Barriera Vecchia e con Legolandia. Intravediamo già le prime costruzioni con i famosissimi mattoncini, li vediamo in lontananza, e qui vediamo invece appunto tanti bambini accompagnati anche dai genitori, anche i genitori in maschera, quindi tanta gente per seguire insieme a noi il corteo mascherato del Palio di Trieste, quello che una volta insomma si chiamava il Palio, che continuiamo a chiamare così per amore della tradizione. Allora Marco, non ti sentiamo più, vediamo però dall'alto, sì, eccole, sono qua. Ti sentiamo, vediamo proprio la banda e stiamo sentendo le prime note della banda proprio della Vecchia Trieste, che introduce il tema Legolandia di Barriera Vecchia. Sì Laura, tra l'altro c'è anche un cenno storico su Barriera Vecchia proprio volutamente da parte della compagnia del rione, centralissimo e storico. Questo rione era originariamente un sobborgo che ospitava una vecchia barriera daziaria e fungeva da limite urbano e barriera doganale tra la città e la periferia meridionale, così impariamo anche qualcosa. Ecco come nasce e rimane il nome di Barriera Vecchia, una zona frequentata in passato anche da James Joyce, che ci immaginiamo passare da Pirona a San Giusto salendo Scala dei Giganti. Le origini rimangono comunque, guardando avanti, eppure il carnevale è un modo per traguardare il futuro. Persone di ogni età che accompagnano e anche i bambini in una tradizione incredibile da parte del rione dal punto di vista del carnevale, che dopo gli animali da fiaba del 2025 ripropone appunto un tema evolutivo che viene battezzato come Legolandia, quindi il gioco con i celebri mattoncini. Alessandro, mi sa che bisogna iniziare con le varie incursioni. Vamos, dai, cominciate le incursioni. Andiamo a vedere cosa ci raccontano. C'è il presidente onorario del Carnevale di Trieste, De Gioia, qui dietro c'è un amico alla guida dell'auto. Presidente De Gioia, qui là. Allora, finalmente si parte con il Carnevale di Trieste, grande spettacolo come sempre, devo dire che la città si è riempita subito. Con questa bella giornata siamo stati baciati dalla fortuna, ma siamo sempre stati fortunati. Carnevale Trieste è una meraviglia, uno scenario, un palcoscenico così eccezionale, non c'era nessuno, solo noi, e basta vedere quanta gente c'è, quante maschere ci sono, è bellissimo, ci sarà da divertirsi, siamo stati fortunati e avanti così e ci divertiamo. Quindi sono le regine, come le chiamiamo? È la regina del Carnevale, no, questa è la Presidente del Carnevale che abbiamo ovviamente. Allora andiamo sulla decapottabile, la Presidente del Carnevale di Trieste, ben trovata, e la vedo insomma con una maschera anche molto elegante, ben trovata. Grazie a tutti, finalmente siamo riusciti ad avere una bella giornata per fare un bel carnevale quest'anno. Presidente Orlic, il sole quest'anno ci dà una mano, diciamo così.
Sì, il sole sicuramente, ma soprattutto i rioni che hanno festeggiato stanno festeggiando alla grande con tutta la città. Benissimo, allora buon carnevale alla Presidente Orlic e partiamo allora con le note della banda Vecia Trieste. Io direi Alessandro, se vuoi dimmi tu se torniamo indietro per via dell'altra inquadratura oppure se rimaniamo qua come vuoi tu. Ehi là, ben trovati. Allora, voi chi siete? Noi siamo una combricola di matti, come è giusto essere per carnevale, e la risposta della città è bellissima. La combricola di matti, siete 1, 2, 3, 4, quindi siete un gruppo, diciamo. Sì, assolutamente, vicini alla... Lei si è vestito de? Ah, di un Gandalf strano. È un Gandalf strano, che mi par bene. Un Gandalf strano che apre il carnevale di Trieste, metà Gandalf, metà fatta turchina, ma insomma se fa quel che se può, come che si dice tecnicamente parlando. E allora sta per arrivare la banda Vecia Trieste, e allora lasciamo il commento e andiamo con le note dell'Associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste. Maestro, questa è la banda Vecia Trieste, ci racconti un po' di voi? Siamo la banda del Carnevale di Trieste, tutti valenti musicisti, e abbiamo fatto già Carnevale a Servola, no, quest'anno no, Monfalcone no, a Servola, a Muggia, dappertutto. Negli anni abbiamo girato tutto il mondo, abbiamo partecipato anche alla sfilata di New York, Hollywood, Halloween Parade. Però, insomma, siete sì, sempre. Viva la banda Vecia Trieste! Dove siete a divertirsi, noi ci siamo. Molto bene, viva la banda Vecia Trieste. Allora Alessandro, se sei d'accordo, datemi anche indicazioni magari dalla regia o da studio, se possiamo restare qua per la regia o se ci dobbiamo spostare più avanti o più indietro, magari lo dite in cuffia ad Alessandro, così riusciamo a garantire la miglior visione possibile a chi ci guarda da casa. Ditemi voi se va bene così o mi dicono di sì. Benissimo. Come vedete tantissima gente a fare da sfondo, ma si balla. Si riparte con la musica. Ed ecco che arriva Legolandia, il rione di Barriera Vecchia che ha scelto i celebri mattoncini come tema per la loro sfilata, un tema insomma che unisce grandi e piccini. Alessandro, possiamo avvicinarci naturalmente, un tema che unisce tutti, anche perché i Lego non smettono mai di essere di moda e sono diventati anche dei giochi un po' più particolari con i set moderni. Lei con chi la si incastra? Devo incastrarlo bene qua, così so come attaccare tutto, bene. Ecco lì, lo so, è una delle anime di Barriera Vecchia, ci racconti un po' com'è nata l'idea? Ma l'idea è venuta nel senso che guardando un giornalino mi sono ricordato ai tempi di primavera, molti tempi fa di primavera, che giocavo con i Lego. Quindi ho detto, beh, sarebbe una bella cosa fare i Lego. Abbiamo deciso di fare i Lego. Daghe dei Lego! Daghe dei Lego, sempre attaccato, anche sulle scarpe. Anche sulle scarpe, occhio al dettaglio dei mattoncini veri collati sulle scarpe. Grazie allora all'anima del rione di Barriera Vecchia. Ecco che possiamo notare le varie confezioni, i vari set Lego grande e Lego piccolo.
È tutto. Ciao! Grandissimo. Buongiorno, una coppia de Lego. Buongiorno, in diretta. No, buongiorno. Si incastre bene insieme. Ci incastriamo tanto bene, proprio perfetti. La conferma? Confermo. Molto bene. Evviva, allora vedete un trandio piccina. Buongiorno signora, prego. Come la si incastra questi Lego? È molto faticoso, però va bene così. Però va bene così. Sì, stiamo divertendo un mondo. Molto bene. Grazie. Allora, non ho capito bene se è un trandio piccina o una cabinovia. Potessi essere già una cabinovia. Oddio. Sì, forse Buongiorno. sì. Buongiorno. Buongiorno, dito da lei. Buonanotte. A un certo punto. Ecco. Una giornata nera? Sì, vedo. Però insomma un sorriso no, No. Vabbè, buona sfilata. Viva. Ok, un'incursione dark in mezzo ai Lego. Occhio alla grande mela, perché qua, come di consueto, quando vedo questi personaggi qua, già mi immagino che può succedere di tutto. Rimando naturalmente alla New York di Frank Sinatra, con un'inedita vamp che con timore approccio. Buongiorno! Buongiorno, ciao Tele4. La lei la grande mela? Sì, sono io, Liza Minelli. Ah, però, ho capito. La sei la confezione della Liza Minelli. Sì. Bene, cosa la ne canta New York? Ma la vadi, prego. E allora Liza Minnelli in formato XXXXL che sfila davanti a noi. Enorme la era. Ed ecco ancora altri protagonisti. Qui arriva il Far West, un altro dei gruppi che ha deciso per Darghe the Cowboy, diciamola così. E questa spara coriandoli. Buongiorno. I proiettili dei carnevali, coriandoli. Già, ne abbiamo Voi siete un gruppo, no? Sì, siamo i fenomeni del Far West in questo caso. Ne spari in camera, scusi? Benissimo, grazie. Buon carnevale anche a lei. Adesso, come vedete, in mezzo ai rioni sfilano poi dei gruppi singoli. Qui siamo in Oriente, Mongolia, direi, no? Quindi andiamo ad un altro tipo di foggia, un altro tipo di vestiti, ma sempre molto molto colorati. E questo potrebbe essere proprio un gruppo cinese. Ci racconta del vostro gruppo, signora? Amici delle università. Amici dell'università? Sì, okay. Popolare Tibetano Mongolia. Grazie. Amici dell'università, quindi tema tibetano mongolo in questo caso. Guardate che bei vestiti curati nel dettaglio, veramente spettacolari davanti alle nostre telecamere qui proprio all'inizio di via Imbriani. Li vediamo proprio nei loro balli. Complimenti per i vestiti. Ridi un poco. Ridi. No, ma è possibile. Lei che cosa si è vestito? Mi sono vestito sovrano dell'Uzbekistan. Ah, sovrano dell'Uzbekistan. Come dici là, quei sultani, come che era? Sì, sultano, sì. Vestito originale. Buon carnevale, viva! E allora prosegue. Prego. Adesso la sei in onda. Ah, grazie. La sei in diretta. Sotto l'onda. La vestito de? Mongolo, tibetano. Mongolo. Molto bene, forza, viva, buon carnevale anche ai mongoli tibetani. Qui invece una maschera singola che, come dire, mi trovo oggi abbastanza abbinato. Buongiorno, siamo abbinati abbastanza oggi, signora. Ecco, tipicamente veneziano. No, passeggiata a Parigi. Passeggiata a Parigi. Rigorosamente francese. Molto bene. Bien sûr. Eccola qua, la passeggiata parigina, lei sfila come maschera singola. Come maschera singola, esatto, grazie. Bocca al lupo, prego. Ed ecco la nostra amica parigina a sfilare dunque nella competizione delle maschere singole, mentre vedo che stiamo per approcciare il prossimo rione in sfilata. Adesso vi andiamo a raccontare perché di volta in volta ovviamente cambia il tema.
E andiamo a Valmaura con Andale, 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 Valmaura, arriva, arriva, arriva. Si vola in Messico, come potete immaginare già dai cappelli, dai sombreri messicani della banda, la banda Arcobaleno che apre la sfilata scaldando subito l'atmosfera in questo bel pomeriggio di sole. Poi ci sarà Speedy Gonzales, il topo più veloce del Messico, inseguito da Gatto Silvestro, tra cactus e sombreri coloratissimi. Poi le Rosite Bonite che danzano il Jarabe Tapatio, coinvolgendo il pubblico al grido di Andale, arriva. Poi in chiusura ci sarà il carro allegorico che celebra folklore, musica e tradizione messicana. Allora in queste note messicane noi ci andiamo subito a calare, ma occhio perché las è un Speedy Gonzales stagionato, las è un Speedy Gonzales, vedo. Speedy Gonzales, noi corriamo sempre, non ci corriamo mai, oltretutto per Carnevale. Noi partecipiamo sempre. Viva Valmaura! Viva Valmaura, da 40 anni che firmo il Carnevale. Molto bene, dai Speedy, non mollare. Bene, e allora ecco la banda aperta con il cactus di Valmaura, la banda Arcobaleno. Questa dunque è la musica della banda Arcobaleno che apre la sfilata di Valmaura con Andale Andale, arriva arriva, con costumi dedicati al Messico. Eccoli qua i cactus messicani. Signore, sponzè sai? Prego? Sponzè sai? Ma più che potremo. Signora, lei la sei una Speedy Gonzales? Speedy Gonzales. Molto bene. Piace? Moltissimo, soprattutto le orecchie. Bene, grazie. Eccoli qua gli altri cactus. Sì, infatti signora, la sponzi parecchio. Occhio che sponzo, Ciao, ciao. Carissimo, guardate in camera i nostri amici di Valmaura mentre arrivano i cactus in serie, quindi bisogna stare un attimino attenti. Occhio che tra gatto e cane non si va mai d'accordo. Silvestro, te ga trova pampa in tuoi denti.
Sì, è pericoloso ciò. È pericoloso il barboncino, eh? Sì, sì. Ascolta, ma dove sei il sordo? Chi? Speedy Gonzales. Ah, questo? Ecco. Adesso non sei più buono. Non sei più buono? No, no. Quindi sordo vecchio non fa buon brodo. Così. Ecco. Boh. Questo è Speedy Gonzales, una sorta di, non so come chiamarlo, triciclo. Arriva! Speedy, non te corri più, te vai in triciclo? Sì, ormai ho una certa età. Passi anni anche per Speedy. Passa per Speedy. Che non manca il vecchio Speedy, quella barba. Il vecchio Speedy. Perché Silvestro è qua, lì dietro, adesso andiamo anche dall'altro. Quella barba. Mi sono ancora mezzo. È un triciclo per vecchi? E dovessi andare da solo, ho finì benzina, quindi. Finita la benzina si pedala. Eccoli. Oh, buonasera. Lei la Speedy? Mi sono abbastanza Speedy. Abbastanza. E sei il gatto che va piano, non mi becca mai. L'ho mangiato tutto il formaggio di Valmaura. Lei che notoriamente è nota patria di formaggio stagionato e non Valmaura, insomma, notoriamente. Signora, lei è la versione femminile. Certamente. Però la Galle Orecce per zoo. Avevo anche il rossetto. Non c'è più. Non c'è più, la gabasà troppi. Sì, troppo. Troppi topi. Grazie, molto bene. Ecco Speedy con i suoi amici topolini, i cactus messicani, il formaggio, insomma di tutto un po'. Ed ecco che arriva anche il carro che inevitabilmente porta il nostro amico topo messicano in prima fila tra cactus più o meno spinosi. E qua Alessandro, il ballo di Speedy, eccoli qua. Vabbè, non si è ben capito il ballo di Speedy, però insomma l'importante è provarci, no? Chi in triciclo, chi a piedi, chi più o meno veloce, Valmaura si arrangia insomma in qualche modo. Eccoli qua che arrivano in infilata, Speedy 1, Speedy 2, Speedy 3, Speedy 4, Speedy 5. Coriva è il primo, l'ultimo se ancora in piazza Opata. Ecco, questo sul triciclo non so come finisce, perché lo vedo così. Vabbè, ed ecco il carro principale portato con la classica ape di Speedy Gonzales, con tanto di chitarra e sombrero. Speedy, ti vedo appesantito il formaggio. Sì, grazie. Eccolo qua. Allora, questo invece è Speedy Trasloca, mi pare. Slowpoke, dato stanco, il cugino stanco di Speedy. Giustamente l'altro personaggio. Lunga piazzonità. Certo. Mamma mia. Lento Gonzales. Lento Gonzales, con calma. Qua corri tutti pazzi. Con la calmetta, pian pianino. Va. E allora siamo ancora in Messico con Valmaura, ma stiamo pian pianino per arrivare anche alla parte danzante della sfilata, anche perché dopo tanti Speedy, insomma, un po' di bellezza ci voleva, no? Seguono, eccole qua, le Rosite Bonite, che danzano il Jarabe Tapatio, coinvolgendo il pubblico al grido di Andale arriva. Eccole qua nella loro coreografia, le Rosite Bonite, che fanno parte della coreografia della sfilata di Valmaura, rione storicamente presente al carnevale, come vedete vestito dai colori, dalle fogge messicane e orecchie alla Speedy Gonzales. Intanto ne passa un altro con la barba che mi sa che è il decano dei Speedy Gonzales. Bella coreografia in formato Valmaura che si veste con le tinte del Messico.
E viva le rosite bonite che arrivano proprio davanti alla telecamera del nostro Alessandro Carelli. Tra uno Speedy Gonzales e l'altro c'è tempo per una coreografia assolutamente coloratissima. Ecco qua la leader delle rosite bonite, complimenti per la coreografia. Grazie! Difficile ma bella, e come vedete riesce benissimo! Brave, quante siete? Siamo una ventina! Tutte di Valmaura? Tutte circa di Valmaura! Ciao! Daghe? E giustamente Come on home to the door of Norway and slap the mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. And both the roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you go home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? E allora sta per arrivare anche il carro principale di Valmaura con un'altra serie di Speedy Gonzales più o meno pimpanti, più o meno veloci. Viva le rosite bonite! Ale! Eccole qua, che salutano il nostro amico Carelli in camera. Alessandro chiaramente distratto dall'avvenenza femminile, torniamo da questi figuri qua, dai. Buongiorno! Non posso, non ho tempo. Correr. Giustamente, Speedy. C'est mio il formaggio! Lo disi di qua? C'est mio il formaggio! L'avevo trovata quella del formaggio, tanto per metterla giù in maniera consuetamente elegante. Eccole qua, tutte le amiche di Speedy. Buongiorno! Leila è messicana e la Chapacalma. Mexico, Mexico! Messico nuvole, la faccia triste dell'America. Bene, il signor non molla. Molto bene, eccoli qua gli amici messicani di Valmaura, mentre arriva Gatto Silvestro in formato un po' allungato, diciamo così, sul carro principale di Valmaura. Silvestro che fa la guardia al formaggio e nel buco del Groviera o Emmental che sia, ovviamente non può che esserci un topolino. Occhio Alessandro, ecco il topo nel formaggio, eccolo qua. Ale, questo invece è un gruppo con le macchinette automatiche. Le macchinette automatiche però funzionano in Triestin. Distributor de Spagnoletti e giustamente la Galcichín. Esatto. Tre robe. Magnar, vabbè che non mi ricordo più. Non si ricorda più. La fuma troppo. Molto bene. Ecco qua gli altri distributori. Non c'è più? Poi, te servi ancora questi? No. Ogni tanto. Vabbè, allora, distributori, vediamo, c'è un po' di tutto, perché c'è il distributor per Malai e il distributor per el puntini non si può dire. La signora che le birre, che birre la ga? Distributor de Bumba, sommi, Bumba. Bumba. Che abbiamo visto, sì. Il carneval non può mancare. Non può mancare, ovviamente. Però il più bello, dal punto di vista dell'idea, se il distributor de Morbin. C'è scritto qua, distributore d'allegria de Morbin. Sì, e qua dei soldi. Vedi, carico de pila, molto bene, la cioccolata, grazie. E vedi, ci sono le musicassette di un tempo, i CD e quindi anche il Morbin in formato macchinetta.
Brusco per il settore invece maschere singole. Occhio, ecco, vedi? Questo quasi è il vero lavoratore, il distributor fuori servizio. Fuori servizio? No, non eremo mica, no? Basta, ormai ho raggiunto l'orario, basta. Molto bene, eccole qua invece per le maschere singole, le coppie, altri partecipanti al carnevale, poi ci sarà Borgo San Sergio. Alessandro, aspetta che mi metto qua, buongiorno, buongiorno, voi che maschere siete? Raccontateci. Parla la mia signora. Noi siamo Flora e Filo. Annuncio di primavera, il nostro amico Bruco ci fa fare attenzione alle processionarie che ci sono in giro, mi raccomando state molto attenti, lui è un bruchino buono, si mangia qualche mela ma le mele fanno solo che bene. Buona primavera a tutti! Bellissimo, buona primavera, la coppia della primavera che ha cucito tra l'altro la signora, da quello che ho capito, questi bellissimi vestiti, e stiamo per arrivare a un altro rione importantissimo, ovvero a Borgo San Sergio. Adesso ci arrivo anch'io pian pianino con quello che è il programma. Eccoci qua, Borgo San Sergio, tema i vichinghi e non solo. Dal cuore di Borgo San Sergio arriva un gruppo giovane, compatto e determinato, scendono in strada con lo spirito dei vichinghi, orgoglio, forza e appartenenza. Ad accompagnarli la banda di Vogrsko e il gruppo Salsation di Antonella di Nubile e la musica di Alex DJ, che aggiungono energia e ritmo. Buongiorno signor vichingo! Buongiorno! Come sei il vichingo de Borgo? C'è la caratteristica del vichingo de Borgo? È una caratteristica peculiare, nel senso che i vichinghi c'è sempre stai a Borgo, no? Sempre? Sempre, da una vita che sei vichinghi a Borgo. Una roba ancestrale, a Borgo sei nati i vichinghi, lo scopriamo oggi in diretta su Tele4 e quindi Daghe de Banda! E allora Alessandro, andiamo a vedere la coreografia, abbiamo visto la banda di Vogrsko ed ora seguiamo la coreografia del gruppo Salsation di Antonella di Nubila e la musica di Alex DJ, che segue in questa carrellata vichinga qui in salsa femminile. Bellissima coreografia, qui bei costumi che ci danno il senso del tema di Borgo San Sergio, che qui vuole portare la propria anima vichinga tra le vie di Trieste. Eccole le ragazze in coreografia che ovviamente richiamano al popolo vichingo e alle sue gesta, con una coreografia che pian pianino si avvicina alla nostra telecamera. Eccole qua, una dopo l'altra in serie, le vichinghe de Borgo. Eccola qua, andiamo a sentire la capo vichinga. Buongiorno, ci racconti del vostro gruppo? Noi siamo il gruppo Salsation Anto, è una disciplina fitness. Siamo qua. Quante siete? 20. Molto bene, quindi le vichinghe de Borgo. No, no, siamo qua. Forza allora. E dietro in arrivo inevitabilmente la classica nave vichinga. Adesso proveremo ovviamente a salire a bordo mentre continua la coreografia qui in via Imbriani in diretta su Tele4. Buongiorno comandante, la tipica nave de Borgo è questa. Io spostare Caretti che spostare a Dicio.
Buongiorno, Forza Borgo! Forza Borgo! Ale, si prosegue con i vichinghi, chi invita, chi insomma, quantomeno un ricordo. Questo era il nonno vichingo? Questo era mio fratello, ma fumava troppo. Adesso il mestiere per spaventare i nemici, no? E quindi la logate giù per ricordo? Per ricordo, sì, ma collabora comunque, abbastanza, sì. Molto bene, molto bene. Beh, se non sbaglio sotto la maschera c'era un noto amante delle stelle, diciamo così, il professor Messerotti, se non sbaglio, che abbiamo coinvolto l'ultima volta per questioni astronomiche, ma in questo caso fa il vichingo. Buongiorno carissimo, la vichinga de Borgo. Vichinga de Borgo, presidente della settima. Infatti me ne ero accorto. Sì, che avete accorto? Quindi presenti anche oggi. Viva il carnevale! Però mi devi spiegare il vichingo de Borgo, no? Come sei? Ascolta, vieni com'è che viene, insomma, cattivo sempre. Notiamo la conciatura della Presidente che da vichinga oggi secondo me ha passato un paio d'ore ad acconciarsi per essere proprio nella parte. Grazie, grazie. Questo è il capo vichingo. Capo. Neanche a casa mia non sono capo. Bello. C'era anche l'orso. Caldo, tanto caldo. Comunque bello. Una giornata spettacolare. Proprio è il vichingo de Borgo numero 1. Complimenti, eccolo qua. Con mantello, dorso e quant'altro, come direbbe qualcuno. Non possono mancare scudi, trecce e fantasia vichinga a manetta, mi verrebbe da dire. Questo è il tema scelto da Borgo San Sergio, che abbiamo già visto poi all'opera nella sfilata rionale. Ben trovata signora! Anche lei in salsa vichinga? Sì, senz'altro. Forza che qua l'amico, guardate lo scudo vichingo, buongiorno. Come va? Ti senti vichingo? Sì, abbastanza. Sì, a giornate però. A giornate di più, giornate di meno. Evviva! Ed ecco qua allora anche gli ultimi componenti della sfilata. Buongiorno, bentrovati. Ciao. Grazie, ecco, questa era proprio ideale. Buongiorno, lei però non la sei vichingo. Lei non la sei vichingo, o sì? No, io sono di Areggino. Ho cambiato carnevale. Buona sfilata allora, forza! Ecco che arriva il carro di Borgo San Sergio, l'amico che guida, che nessuno calcola, lo calcoliamo noi. Buongiorno carissimo! Buongiorno! Ecco, lei la sei il vichingo al volante. Io sono il druido. Druido? Lei che ho perso i capelli perché faceva troppo caldo. Anche perché giustamente il druido guida storicamente. Sì, fatto protezione alla fine dei carri. Buona sfilata, viva Borgo! Viva Borgo! Ed ecco allora il carro dei vichinghi con il DJ della folta rappresentanza vichinga della periferia est della città. Qui c'è la grotta vichinga, occhio perché dentro si trova di tutto. Allora pian pianino ci avviamo poi ai prossimi partecipanti a questa sfilata. Un attimo che mi libero dai coriandoli dentro il collo perché vabbè, i vichinghi del resto sono fatti così. Allora andiamo ai prossimi partecipanti, vediamo di non sbagliare. Dovremmo essere arrivati a Civitavecchia da giusto, ma aspettiamo che arrivino pian pianino qui vicino a noi. Come avete visto un po' tutti hanno una banda, una parte coreografica, le maschere, poi ovviamente il carro finale che conclude il percorso della sfilata dei 7 rioni che partecipano al corso mascherato. Dopodiché come sempre ovviamente c'è anche la componente delle maschere singole, delle coppie. Abbiamo visto quella bellissima legata alla primavera, ma abbiamo visto anche altri personaggi, vari punti del percorso. E allora avviciniamoci perché c'è un po' di
di buco fra Borgo e il resto della sfilata. Ed ecco qua un'altra coreografia di gruppo nel proseguio del nostro racconto del 32esimo Carnevale triestino, tra vonghi e coreografie. Adesso chiediamo poi al gruppo di presentarsi. Si tratta di officine artistiche, se non sbaglio, che riparte eccole. Applauso per questo gruppo, le avvicino. Mi racconta della vostra esibizione Officine Artistiche, ho letto sulla maglietta. Esatto, siamo Officine Artistiche, facciamo danze e percussioni africane, ma non solo. Abbiamo la nostra pagina Facebook, il nostro sito internet, Instagram, tutti i social. Quante siete qui in sfilata? Saremo una quarantina in tutto, ma siamo molti di più in associazione. Devo dire la coreografia più bella vista finora, quindi complimenti. Grazie mille. Complimenti allora ai ragazzi e ragazze di Officine Artistiche che con i bonghi hanno messo in scena un bellissimo spettacolo davvero. Con Alessandro scavalliamo un attimo perché si è creato il vuoto dietro, quindi magari riusciamo ad avvicinare anche il prossimo gruppo pian pianino dopo aver visto questa coreografia veramente bellissima. Eccoci qua, altre maschere singole in arrivo, vedo un manipolo in salsa veneziana. Un coriandolo. Uno! Mi tiro un coriandolo. E loro tanti mi tiro uno. Se tempi de magra. Se tempi de magra, bisogna risparmiare. E li ho fatti a casa, una ad una. Grandissimo. Allora, gruppo qui invece direi molto elegante. Vediamo qua il capo cosa ci racconta. Buongiorno, ben trovati, elegantissimi. Ci racconti il vostro gruppo. Grazie. È un gruppo di Trieste che si chiama Maria Teresa d'Austria, però la farò parlare con la nostra coordinatrice. Ecco qua la coordinatrice, buongiorno. Gruppo Maria Teresa d'Austria, quindi abiti insomma legati alla tradizione austro-ungarica anche della nostra città.
Sì, certo, siamo un gruppo storico da più o meno un anno e partiamo sempre a Venezia, a Vienna, anche qui a Trieste. Bene, ci sono delle maschere specifiche? Da 1650 a 1750, tutti i nostri vestiti segue Sartoria Adriana. Grazie, allora vediamo che è veramente uno spettacolo di sartoria, questi vestiti con, azzarderei, l'imperatrice e l'erede al trono e poi tutto il codazzo di nobili al seguito, per dirla così. Eccoli qua, veramente uno spettacolo, questa serie di abiti fatti a mano, veramente spettacolari. Raccontatemi di voi, dai, vediamo questa bellissima coppia, raccontatemi di voi. E niente, siamo reduci dal weekend a Venezia, abitiamo a Trieste e abbiamo quindi proseguito oggi con la sfilata triestina. Esatto. È un piacere. Sì, quindi già abbiamo il weekend dietro e ora anche la sfilata. Quindi sfilate come coppia. Altrettanto bello anche qua a Trieste, dai. Grazie, grazie allora per la vostra partecipazione, poi vediamo a sfilare ancora altre coppie con maschere singole veramente bellissime, e in arrivo lì dietro Civitavecchia San Giusto, ma andiamo qui invece in mezzo, azzarderei, alle foglie. Ecco allora, diciamo così, una coreografia legata al mondo vegetale, e qui invece abbiamo due orsette. Buongiorno signor Orsetta. Ciao, buongiorno. Voi siete noi siamo una coppia di orsi che vivono con madre natura. Ah, quella è la madre, giustamente. Sono un po' le distanze per la musica. Giustamente. Ma facciamo parte di quel gruppo. Certo. Prego allora, prego. Buona giornata, buona sfilata mascherata, mentre ne arrivano altri qui, insomma, altre maschere veramente spettacolari. Buongiorno, ci racconta il vostro tema, siete un gruppo, no? Siamo il gruppo Steampunk, i viaggiatori tra i mondi. Stiamo esplorando il vostro pianeta, il vostro mondo, per vedere se rimanere qui o andare via. Spettacolari costumi, guardate, bellissime le maschere, insomma veramente un gran lavoro fatto dietro a questi abiti veramente bellissimi. Ben trovata, insomma un gran lavoro, qua vedo dei dettagli pazzeschi. Sì, infatti, ma poi nel tempo, anche negli anni, si costruiscono comunque. Ma siete di Trieste o venite fuori? Siamo di Trieste, sì. Guardate qua, poi gli occhiali da aviatore, insomma veramente lavoro pazzesco, ben trovati. Buonasera a tutti. Buonasera. Qualcosa di più di voi? Allora, stiamo dello stile steampunk, gli inventori dell'800. Siamo qua, siamo in 10-12 persone oggi, e questa è la mia futura moglie. Auguri, tanti auguri. Poseremo proprio così. Perfetto. In bocca al lupo allora. Grazie, tanta felicità a voi, bellissimi abiti di questo gruppo Stimpa, mentre arriva anche Morin, una mascotte nota in ambito sportivo, mentre ci si immerge nel tema di Civitavecchia San Giusto. Il tema è Atlantide, quindi si va sott'acqua, apre una dea con un carretto che rappresenta un banco di pesci, a seguire la banda Drum Squad, seguita da guerrieri marini e creature mitologiche. Entrano in scena i cavallucci marini scintillanti e la seconda banda, i Vikings. Poi Teatro La Barcaccia proporrà uno sketch con Aquaman, la regina dei mari, e un gigantesco polipo. Poi sul carro finale Nettuno incatenato sul fondo del mare, realizzato con materiali riciclati, simbolo di creatività e lavoro artigianale. Quindi si scende negli abissi con il rione di Civitavecchia San Giusto e di conseguenza con Atlantide lì in mezzo
all'ingresso, diciamo così, della sfilata non può che esserci Ariel, così a naso la sirenetta di Civitavecchia San Giusto, che apre appunto la sfilata del rione, mentre la mascotte Borin apre le danze davanti a componenti di Civitavecchia San Giusto, e si apre, come detto, con la prima banda, i Drum Squad. E allora eccoli gli abitanti del mondo sottomarino, portati in scena dal rione di Civitavecchia San Giusto. Vedo via via dei bellissimi abiti veramente, ed ecco che arrivano i primi per questo tema marino scelto dal centralissimo rione, che si divide tra le zone retrostanti Piazza dell'Unità e il colle storico di San Giusto. Atlantide portata in scena con questi che sono dei coralli dal colore vivissimo ed arancione. Tipico corallo di Civitavecchia, eccolo qua, bellissimo costume. Qui c'è sembra metà aereo, metà sottomarino, poi però davanti c'ha gli occhi, insomma un po' particolare, insomma un sottomarino corallino qui per Civitavecchia. Ci avviciniamo così poi riusciamo anche ad agevolare nella regia la seconda camera, mentre nel sottofondo le galine, grande classico della triestinità. Poi c'è i classici coralli, i coralli di Civitavecchia. I coralli siamo. Ecco che arrivano invece i cavallucci marini, qui veramente costumi molto belli, occhio che qua c'è una compagnia che punta chiaramente al podio, fattura artigianale di grande livello, guardate i dettagli dal cavalluccio sopra le parrucche sino poi al formato della gonna. Qui veramente un grande lavoro di confezionamento degli abiti per i cavallucci marini dell'Atlantide, scelta dal rione di Civitavecchia San Giusto, che chiaramente punta al podio di questo 32esimo corso mascherato, con un lavoro molto accurato, evidente anche dai materiali, dalle scelte fatte per i vari vestiti. E si va a ritmo di musica. La domanda inevitabile: il cavalluccio come fa? Non lo so. Non si sa. Non si sa. Vabbè, questa era un po' telefonata, ma insomma ci sta. Infatti immaginavo che la risposta era quella, insomma, non si sa. Eccole qua, le cavallucce di Civitavecchia San Giusto. C'è chi ha perso un pezzo, ma prontamente recuperato. Andiamo avanti ancora con la seconda banda di Civitavecchia San Giusto e stiamo parlando dei Vikings, pronti a Darghe de Fraia. Eccoli qua.
Ed ecco allora che dopo i Vikings arrivano le altre componenti di questa improvvisata Atlantide, e qua verrebbe da dire davanti al trono perduto. Buongiorno carissimo, buongiorno. Ma visto il carro, no? Cioè, cosa se bevi ad Atlantide? No acqua. No acqua. No acqua. Chiaramente no acqua. Signora Piovra, buongiorno. Oh, buongiorno. Come sei coi tentacoli? Ben, sei per tutto. Non mi scampa un canton. Ecco, volevo dire, no, visto il carro, no, ma cosa se bevi ad Atlantide? Acqua. Acqua? Acqua, sì, acqua, men. Acqua, men. Molto bene, molto bene. Viva la Piovra! Ale, ben trovata, altra rappresentante di Atlantide, ci racconti di lei e dei suoi seguaci qua? Io sono la regina del mare, qui ho i miei guerrieri e dietro a me le mie ancelle. Molto bene, eccoli qua i guerrieri del mare. Guardatevi bene. Eccoli qua, colpi di bolle di sapone. Ciao cari, ciao, che bei vestiti, complimenti, Grazie. complimenti. Grazie mille. Vai con la bolla, 1, 2, 3, dai che bolla! Ale, evviva i guerrieri del mare! E ancora Civitavecchia San Giusto, che devo dire qui impressiona chiaramente per la qualità dei costumi, la maestria, la precisione, insomma qui andiamo avanti con altre bellissime rappresentanti degli abissi. Voilà, l'inchino Alessandro davanti a noi, adesso li intervistiamo. Buongiorno, voi siete? Le ancelle? Siamo le ancelle della principessa. Molto bene, ecco le ancelle quindi di Atlantide che con una certa eleganza continuano la loro sfilata. Aspetta un attimo che arrivo perché questi imperdibili, complimenti spettacolari, voi siete? I coralli. I coralli! Sì. Signora, lo avete fatto voi i vestiti? Sì, l'abbiamo fatto noi. Lavoro incredibile, direi. Sì, tanto tempo e tanta passione. Molto bene, una coppia di coralli spettacolari. Complimenti, lei tra l'altro lì ha anche un bastone da... Le persone, sì. Super, e viva i coralli, complimenti per i vestiti. Grazie. Complimenti ancora, e qui si è chiaramente saliti di livello e si sale di livello anche con il carro finale dedicato a Nettuno, inevitabilmente. E dunque arrivano anche gli altri rappresentanti del Rione che ha scelto gli abissi per declinare questo 32esimo corso mascherato. In arrivo appunto il carro con il dio del mare. Eccoli qua. Ah, ok. Allora, diciamo che c'è un problema tecnico, nel senso che... Vabbè, succedi, no? Succede, Ecco, a volte succede. Diciamo anche il dio del mare buca la gomma. Ma è troppi forconi, abbiamo troppi forconi e ci è scappato un forcone allora. Abbiamo un problema, non Houston ma Atlantide. Il trattore ha bucato uno pneumatico e di conseguenza fa difficoltà a procedere il carro con il dio del mare Nettuno. Vedete che, come si dice tecnicamente, e Atlantide anche ci sta, ese un poco imbarcato, diciamo così, e quindi si procede pian pianino per tentare di arrivare alla fine in Piazza dell'Unità d'Italia dopo la foratura, che tra l'altro foratura per un trattore non è che proprio diventi facile fare l'operazione di sostituzione, ma come si dice in questi momenti, mai molar. Sì, anche Nettuno sbussa.
sfusa. Anche il turno sfusa, purtroppo carnevale tu ogni scherzo vai. C'è da dire però che il vostro rione ha delle maschere pazzesche, tutti di grande livello. Ecco, spieghiamo questo aspetto, tutte maschere con materiali riciclati. Sì, plastica, tappetini, tutta cosa riciclata. Complimenti, voi siete, le vostre maschere, voi siete le guerriere di Atlantide. Le barriere che giustamente chiudono. Guerriere di Atlantide. Le guerriere, quindi insomma siete belle toste. Grazie. Evviva le guerriere! Eccolo qua. Eccolo qua. Non si ferma neanche di fronte a una ruota che ormai è a terra. Nettuno pian pianino arriverà alla fine anche lui, è dura con uno pneumatico bucato, ma insomma anche questo succede, si va avanti comunque. Eccolo qua, il bellissimo carro, anche qui grande lavoro del rione di Civitavecchia San Giusto, un pesce abissale, il dio Nettuno dietro incatenato sul fondo del mare assieme a un polipo, e quindi un Nettuno che un po' stralunato, mi viene da dire, è stato ingabbiato da parte delle forze avverse, diciamo così. Mentre pian pianino arrivano anche altre maschere, altri gruppi, si va avanti con la serie di rioni, ma anche con quelli che vanno a costruire in proprio una propria idea e la portano al 32esimo corso mascherato di Trieste. Qui ci sono gli alberi di tutti i tipi. Buongiorno, voi siete gli alberi? Questo è un albero di limoni, c'è anche una lima grande, cioè un limone. Un limone, non male, insomma, il battutone direi. Ed ecco allora gli alberi, la signora con albero e il berretto. Sì, noi siamo le acacce. Le acacce. Eccolo qua. L'alberetto che è appena nato. Ah, bellissimo. L'acaccia e la miniatura che sbuca fuori dal ramo. Molto bene, la caccia mignon. Grazie alla signora, grazie agli alberi, grazie a questo gruppo anche qui. Gran lavoro. Una caramella. Una caramella? Sì. Una caramella per Alessandro? Vuoi? Ecco, vai Alessandro. Fatto il lavoro. Grazie signora. Ed ecco che pian pianino si va avanti anche con gli altri rioni. Dovremmo essere arrivati a San Giacomo con il tema La Revolución Mexicana. Eccolo qua, il prossimo tema in sfilato. Diciamo che dopo Valmaura si ritorna in Messico con San Giacomo. San Giacomo rievoca il Messico del primo Novecento. Aprono le Adelitas rivoluzionarie, ispirate alla figura storica di Adela Velarde Pérez. Seguono Pancho Birra e Emiliana Zapata con i loro figli birichini. Sfilano Emiliano Zapata e Adelita, il gruppo di ballo delle Adelitas folcloristiche guidate dalla maestra Guadalupe. Chiude la locomotiva, simbolo della rivoluzione e del cambiamento. Eccole qua le Adelitas. Ed arriva anche la coreografia in salsa messicana, quindi due rioni che ci hanno portato nel Centro America, da Valmaura a San Giacomo, da Speedy Gonzales alle Adelitas rivoluzionarie. Eccola qua la coreografia che arriva anche per le San Giacomine a colpi di musica e di sombrero, mi viene da dire. Eccole! E dunque da una prima a una seconda interpretazione del Messico, mentre qui due ballerini
ci propongono un altro momento di Messico e nuvole. E dunque in arrivo anche il carro principale di San Giacomo con la Rivoluzione Mexicana. In arrivo un altro gruppo con maschere mutuate da nota serie La Casa di Carta, che diventa La Casa de Carton. Eccoli qua. La Casa de Carton! Ecco. La Casa di Carta che diventa de Carton, ovviamente. Eccoli qua. Ciao a tutti! Ovviamente a Trieste diventa de Carton. È de Carton, esatto, bravo. Eccoli qua allora con le maschere che insomma hanno fatto paura a molti in quella serie TV, alle mascherette viene da dire che invece sollecitano il sorriso dei presenti. Arriva un rione storico fondatore del Carnevale di Trieste come quello di Servola con cerchi, sfere e pois. Servola che arriva con una manata di coriandoli in camera e che ovviamente come sempre porta un po' quella che è la tradizione primaria del carnevale triestino a suon di cerchi. Servola porta un'esplosione di forme circolari e colori, aprono i bambini vestiti da sacchi di denaro che abbiamo visto, inseguiti dalla banda Bassotti, seguono pagliacci, bolle servolane e la musica della banda Refolo. Ecco i cerchi mandala, le miss servolane, un grande pallone allegorico, il gruppo Fritole a pois con evidenti richiami agli anni 50. Arrivano poi anche le Olimpiadi di Milano Cortina con il gruppo Zumba della Trieste Victory Academy e il progetto di calcio inclusivo. Chiude il carro principale con pinguini, zebra pois, pesci palla, pagliacci, pupazzi e al centro una mongolfiera che chiude un po' quella che sarà l'esibizione di Servola. Qui ci sono questi palloncini declinati in tutte le forme per trasformarli in vestiti. Signora, un vestito esplosivo, pieno di palloncini. Decisamente esplosivo. Se vediamo in piazza Unità. Evviva allora, ed ecco che arriva la banda. Una delle bande della tradizione storica di Trieste, la storica banda Refolo. Eccolo qua il maestro. Dove c'è il maestro? Là, alla mia destra. Questo. Maestro, allora, una banda tra le più storiche di Trieste, la banda Refolo, che non può mancare al carnevale. Quanti siete? Ci racconti di voi. Ma oggi siamo una ventina e sono 51 anni quest'anno che andiamo su e giù per le strade di Trieste. Eccolo. 51 anni di tradizione. 51 anni, più del 75. Oramai sono passati abbastanza e cominciamo a sentire un po' il peso degli anni. Quale facciamo la prossima? La prossima che faremo sarà Carnevale 89. Carnevale 89. Perché questa qui l'abbiamo suonata nell'89 al Carnevale di Muzza. Molto bene. Siete tutti pronti col Carnevale? Quindi Carnevale 89, suonata per la prima volta nell'89 il Carnevale di Muggia, banda tra le più storiche di Trieste, la banda Refolo, all'insegna della grande tradizione triestina, mentre vediamo sullo sfondo la mongolfiera del carro principale di questo compendio di sfere e cerchi.
Vandarefolo. Non sarebbe volare, eh? Arrivano i mandala. Questi sono dei cerchi che si chiama mandala. Dove te la mandi? Non sapevamo chi, non sapevamo dove e neanche perché, però mandala. Però te la mandi? Anche te? Bisogna mandarla. Sì, appunto. Grandi, viva il mandala di Servola. Poi a proposito di pallone, non può mancare il pallone di calcio, tra l'altro Servola, patria storica di Cesare Maldini, perché qua, attenzione, Miss Mondo e Miss Universo. Sì. Ok, quindi, potete capire, qua chi è più bella, perché Universo batti mondo. Quasi belle tutte e due, siamo sempre là, ne vuoi tutti. Voi siete coppia, no? Certo. Coppia, molto bene. Quindi puntate al podio come minimo. Si spera sempre. Andiamo solo per vincere, sempre. Molto bene, quindi foto ricordo della signora con Tele4, Miss Mondo e Miss Universo, anche perché insomma 3 bellezze così, è difficile. È difficile trovarle. È difficile. difficile. Bisogna cercare. Vabbè, ok, dopo questa. Perché ne troverei. Molto, molto bene. E dopo le maggiorate, viva il Carnevale Trieste, prego. Prego, complimenti. Ed ecco che si prosegue con il mondo dei vinile. Ah, bellissimo signora. 50 vinile. Bellissimo, i dischi vinile. Una bellissima idea per proseguire con i cerchi di Servola. E giustamente parlando di cerchi, sfere e pois, arrivano anche i 5 cerchi olimpici di Milano Cortina che inevitabilmente non poteva mancare. Eccoci qua, aspettiamo che arrivino da noi le ragazze delle Olimpiadi, potremmo dire così, i 5 cerchi che tante soddisfazioni stanno dando alla nazionale azzurra in questo momento, e giustamente è lo sport del momento, no? Eccoli qua, il curling ormai, no? Anche perché basta sostanzialmente una scova e si è vestiti da curling, quindi è anche un vestito economico, per così dire. Eccole qua, le olimpiche. Si prosegue con il tema dei cerchi, con i 5 cerchi delle Olimpiadi di Milano Cortina, e quindi i colori proprio del simbolo dello sport olimpico declinati nei tutù delle nostre amiche ballerine servolana. Eccoli qua i 5 cerchi,
Bellissime, eccole qua. Ecco, arrivate direttamente da Cortina, no? Da Milano. Siamo molto più fashion. Siete più fashion, giustamente, no? Siamo il nostro outfit. Evviva i cerchi olimpici! Allora l'insegna delle Olimpiadi e poi degli altri possibili cerchi che arrivano in sfilata, tra cui lì dietro vedo il cerchio delle freccette e poi chiaramente legati a Milano Cortina arrivano gli sport invernali, il bob, altri cerchi. Scusate perché questi... No, mi deve raccontare il vostro costume. Noi siamo tiratori di biathlon, però paraolimpici ciechi, quindi abbiamo la guida, il cane guida e siamo pronti per la sfida e le Olimpiadi. Okay. Ci sono i tiratori di biathlon paraolimpici che giustamente vanno guidati, diciamo così, al bersaglio. Arrivano altri cerchi all'insegna della manifestazione olimpica. Ecco, lei ha vinto l'oro, complimenti. Io sono la Lollo e la Brigida. Aspetta, perché c'è la Lollo e la Brigida, siamo tutte e due. Ecco, abbiamo vinto 2 ori in velocità. Lei è Lollo e lei è Brigida. Sì. Eccola. Molto bene. Se no eravamo diverse. Alla nota campionessa però loro si sdoppiano, Lollo e Brigida. 2 ori. E vabbè, diciamo che l'ironia al Morbin triestino non ha veramente limiti e ne abbiamo avuto un esempio. Avanti con la servola colorata, con la servola dei cerchi, con la servola della fantasia. Un altro residente tipico, ben trovato. Benissimo, un saluto particolare a Tele4. Anche quest'anno, guarda che bello, abbiamo fatto un carro meraviglioso, 5 movimenti, guarda. Alla grande. Meraviglioso, un bellissimo carnevale tutto colorato, giornata stupenda. Evviva! Un saluto a tutti di Tele4. Evviva, tra l'altro rappresentante storico anche lui di Tele4 di qualche anno fa, che non manca mai ad ogni edizione del carnevale. Qui tra cerchi, fritole a pois e quant'altro si è declinato questo tema all'insegna della rotondità, ed ecco che arrivano anche le bolle di sapone, queste bellissime maschere che chiudono prima del carro di servola. Ed ecco, come ci diceva l'amico poco fa, cerchi, sfere e pois, 5 movimenti come detto dall'amico poco fa per il carro finale, che vede questa mongolfiera al centro, la zebra di Madagascar con i mitici pinguini e poi tutto quello che è rotondo, dai dischi al pupazzo di neve sino al sole che sorge. Questo è il carro che chiude la sfilata del rione di Servola all'insegna dei cerchi e di tutto ciò che è rotondo, uno dei rioni che forse se l'è cavata meglio in questo palio, assieme naturalmente alla precedente Atlantide, che davvero ha lasciato negli occhi l'impressione di una grande maestria nei costumi, nell'idea e nella fabbricazione di ogni singola maschera. Arriva Trebiciano a colori. Ed ecco allora questa
danza che dal Carso si sposta in città. Ricordiamo poi che il carnevale carsico, che tra l'altro è stato rinviato per avverse condizioni meteo, si svolgerà invece il sabato entrante in quel di Officina. Qui ci sono i biglietti per il Louvre di Trevigiano e ovviamente opere in mostra. Eccolo qua. Buongiorno, quanto costa il biglietto per il Louvre di Trevigiano? I biglietti per il Louvre costano 3,50 € a persona, per i bambini sono gratuiti. Con prezzo, tutti benvenuti a vedere i gatti neri di Trevigiano. Molto bene, vedo che qua insomma, c'è un certo movimento, insomma, Trevigiano che è scesa in città anche per questa parte del palio, grazie agli amici che proseguono in sfilata mentre arrivano i colori della Colombia in sfilata e pian pianino poi ci avviciniamo verso gli ultimi rappresentanti di questa sfilata, di questa 32esima edizione del corso mascherato, cioè il Rione di Roiano, un altro rappresentante storico della sfilata che attraversa la città di Trieste. Per chi volesse ancora vederli dal vivo c'è la possibilità poi di seguire la sfilata, 32esima edizione, attraverso Corso Italia, Piazza della Borsa, Capo di Piazza e Piazza dell'Unità d'Italia, dove si conclude la manifestazione. In Piazza della Borsa c'è la tribuna, la giuria che poi decreterà il podio di questo palio dei Rioni di Trieste. E dopo la Colombia sarà la volta ovviamente di Roiano, anche qui sfilata rionale durante la settimana e poi grande appuntamento quest'oggi tradizionale, il martedì grasso ancora una volta offerto in diretta da Tele4, Colombia Tierra de Encanto, che insomma credo che non abbia bisogno di traduzioni, e arrivano qui delle ballerine non da poco dietro allo striscione che appunto ci porta alle insegne del paese del Sud America, che non mancherà di portare colori. Tra l'altro c'era una nutrita rappresentanza in Friuli Venezia Giulia di emigrati colombiani che evidentemente hanno scelto di dare vita a questo gruppo quanto mai interessante. Subito dopo invece il Rione di Roiano con il tema al centro della sfilata, il numero 7, che ci porterà sotto diversi aspetti attraverso le maschere, i colori, i mix, come si dice in questo caso. Ci avviciniamo, dai, con Alessandro andiamo a vedere i colombiani all'opera con le loro coreografie. Ed ecco che si va. Manipolo di signore, di bambini, insomma tutti all'insegna della Colombia, poi un allegro cerchio colorato con i colori ovviamente della bandiera nazionale colombiana, e un'ape a fungere da carro principale della Colombia alla sfilata, il corso mascherato di Trieste. Eccoli qua i nostri amici ballerini con una serie di vestiti sgargianti che portano la musica, l'allegria del paese sudamericano tra le vie di Trieste.
26, anche i più piccoli, con un Shiva Colombia, un pullman colombiano che svezza in mezzo a questa sfilata piena di allegria, insegna anche di alcuni giocatori di calcio storici della Colombia, come il mitico Higuita, il portiere visto ai mondiali del 90 in Italia, e sullo sfondo la bandiera della Colombia che non può mancare, sventola a chiusura di questo gruppo che precede di pochissimo l'ultimo rione in sfilata, Roiano, che celebra il numero simbolico per eccellenza, almeno così dicono loro, il 7. Aprono le 7 note musicali con la fisarmonica, non fisarmonica, scusate, la fila oggi ne infilo anch'io di gaff. Aprono le 7 note musicali con la filarmonica di Santa Barbara, seguono le 7 spose per 7 fratelli, i 7 vizi capitali, un nostrano 007 con le sue Bond Girl, e non mancano il lupo e i 7 capretti, Biancaneve e i 7 nani. In chiusura ci sarà il carro ispirato al Settecento veneziano con il doge, le dame di corte e Giacomo Casanova. Quindi 7, 7, 7 e ancora 7, il tema scelto dal rione di Roiano per questa sfilata. Alessandro Carelli con me, Enzo Iannacone nella camera alta, Guido Indri in regia, la squadra di Tele4 per offrirvi ancora una volta il Carnevale di Trieste in diretta. Ci sono stati un paio di gruppi che hanno mostrato veramente delle cose interessanti, alcune maschere singole. Vediamo ora se Roiano può in qualche modo farcela a insidiare quelli che sono stati i migliori gruppi che abbiamo visto qui sfilare lungo via Imbriani, altro rione che tradizionalmente anima le giornate di Carnevale, anche con una sfilata fra le vie del rione ovest della città, così potremmo definirlo. Ed ecco che arriva anche la banda, la filarmonica di Santa Barbara, ad aprire con le proprie note lo schieramento di Roiano. Eccoli qua, la banda mugesana prestata al Carnevale triestino. Pronti a partire.
allora le note della Filarmonica di Santa Barbara. Maestro, presentiamo la Filarmonica di Santa Barbara, gruppo storico anche questo. Sì, infatti siamo anche piacevolmente qui, anche presenti al Carnevale di Trieste dopo quello di Muggia, per cui bene così. Quanti elementi? Ma oggi siamo una ventina, 25 circa, ma generalmente il gruppo si compone di una così 30-35 elementi. Benissimo, allora buon Carnevale. Grazie. Allora adesso in arrivo appunto il numero 7, il tema del rione di Roiano, qui in gemellaggio con la Filarmonica di Santa Barbara che apre lo schieramento, e vedo arrivare le varie maschere a seguire. Con i 7, tutto 7 qua. 7 denari. Siamo la primera. 7 di spade. Mi manca il 7 di coppe e 7 di bastoni. Ma come sempre le carte vanno sempre perse. Molto bene, molto bene. Questo è lo spettacolo del corso mascherato di Trieste. Eccole qua. Piacere. Che avete fatto premiera. Sì, anche danari, spade, eccole qua. Momentaneamente mi devo... I 7 che scampa. Eccole qua, i 4-7 de Royan. Tanto. Grazie signore anche per con lo spirito. Grazie per la simpatia, rione di Roiano. Eccoli qua, 7 dei quadri. 7 dei quadri, 7 dei fiori, 7 dei cuori e 7 dei piques in passeggin. Molto bene, molto bene. Ed ecco allora lo spettacolo del 32esimo corso mascherato di Trieste, che ha invaso le vie del centro di Trieste, 7 rioni in sfida, ma soprattutto lo spettacolo delle decine di migliaia di amici che sono scesi in maschera tra le vie di Trieste. Eccoli qua, voi siete... Ah, giusto, il film 7 spose per 7 fratelli. Si continua con il 7 a tutto spiano con il rione di Roiano, e vediamo altri amici che poi vanno a dare vita ai 7 vizi capitali, al 007, al Lupo, ai 7 capretti, a Biancanevi, ai 7 rani, insomma tutto all'insegna del 7. Eccoli qua, i cowboy che sfilano accanto a noi, e siamo già verso la fine di questa sfilata di carnevale. Questa è, se non vorrei sbagliare, ma insomma sembrava ci fosse anche, no, deve arrivare il cappuccetto rosso. Eccoli qua, i 7 vizi capitali. Direi che su questi ci andremo a soffermare a breve. Eccoli qua, c'è chi spaccia i 7 vizi capitali a Iosa, uno dopo l'altro a sfilare accanto alla signora che è la rappresentante chiaramente della gola, mentre dietro vedo Biancaneve e i 7 nani. Eccoli qua, vizi capitali. Signora, lei ha il
Signora, lei ha il compito di prenderci per la gola. No, questo è tutto mio. Tutto mio, tutto mio. Non è un vizio. È un vizio ma è mio, quindi suo. questa roba è mia. Ho capito. Tutto... Niente. Niente. Coriandoli. Okay. Molto bene, molto bene. Eccole qua, l'invidia, gli altri vizi, Biancaneve con l'invidia. Ma certo. Ma chi è la più bella qua? Chi è la più bella? Io. Chi è la più bella? Il vizio più brutto è l'invidia. Sono io la più bella. Io. Molto bene, molto bene. L'acidia, buongiorno signora Acidia. Ma guardi, sono stanchissima, non mi faccia parlare oggi, non è la mia giornata e non mi interessa niente. Carneval stanca. Stanca. È sempre stanca questa qui, è sempre, non ce la faccio più, di benedico. Viva Tele4! Bene, e altri vizi insomma non possono mancare. In sfilata arriva anche l'avarizia e questo è inevitabilmente zio Paperone, mentre qua la lussuria. Non Vladimir, lussuria. J'ai trouvé le moudandon. Ho perso una cuffia. Ale, andata, ok. Ah, le moudandon. Le moudandon, molto bene. Cuffia persa e quindi Ale. Andiamo avanti così. Tutto dopo, diciamo così, aver bucato la ruota in precedenza del trattore che portava uno dei carri. Io mi sono perso la cuffia, non sento più nessuno, la recupero al volo, grazie al nostro Alessandro Carelli, e via andare così. Vabbè, allora 007 qua Piende Babe. Visto che belle, Che giro! Scelta. Le Bond Girl. Questo è un remake del film Dalla Russia con amore, noi siamo dalla Jugo con amore. Dalla Jugo con amore. Infatti, se non sbaglio, lei la sede Zagabria. Sì. Giusto? Lui lo vedo tipo Piran. De Pisinso. Lui lo vedo de Pinguente. Bravo, Pinguente. Tipica pettinatura proprio de Pinguente. Vedi, no. Complimenti, la Galavor però. La scelta, no? Bella lavoro. La Galavor. Tanto siete tutte più grandi di lei. Sì, ma a me mi piace matura. In realtà è già 42 anni ma l'abbiamo sfinita, per cui mostro accento. Va bene, ed ecco lo 007, diciamo così, in salsa domaccia. Continuiamo con i 7, oggi insomma ne succedono di tutti i colori e quindi Biancaneve e i 7 nani, fantastici, che vengono così a passare in questo ideale abbraccio di Biancaneve e il principe Pindolo, giustamente, Struccolo. Biancaneve e il suo principe, che più principe non si può, direi. Eccolo. No, cioè, non eccolo. Eccolo qua. È uno dei nani, giustamente, no? Eccolo, Pindolo, ecco, Pupolo. Molto bene. Adesso chiediamo Biancaneve. I nani ho visto con nomi della tradizione, insomma. Sì, certo. Eccolo, Pupolo. Sì, di tutti e di più, a fantasia. Ma soprattutto Pindolo, e non dico altro. Ecco Roiano con i carri che vanno a chiudere la sfilata, qui un arcobaleno che porta con sé ovviamente i 7 colori dell'Iride, ovviamente, quindi si continua a ritmo di 7. E allora a breve, anche per comunicare con la regia, ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alla diretta, tra pochissimo poi si chiuderà questo appuntamento con la 32esima edizione del
corso mascherato di Trieste, appuntamento poi alle 19:30 al telegiornale di Tele4 per sapere ovviamente chi avrà trionfato tra i rioni che hanno sfilato fra le vie del centro. Carro finale di Roiano con il 700 veneziano, quindi ritorna anche qui ancora una volta il tema del 7 nella sfilata roianese che chiude il carnevale triestino con queste maschere dedicate a Venezia. E allora io direi che chiuderemo così con il nostro Alessandro Carelli e con Enzo Iannacone dall'altra postazione. Grande spettacolo per la 32esima edizione del corso grande spettacolo per la 32esima edizione del corso mascherato di Trieste. Decine di migliaia di persone che sono scese in piazza fra le vie del centro per seguire i 7 rioni in sfilata nel consueto spettacolo di maschere, balli, musica e allegria che contrassegna da sempre il morbid di questa manifestazione. Un saluto a tutti.